Dopo i tricolori di Gubbio, anche la festa regionale del Cross 2016, tenutasi a Rossano Veneto, ha confermato il grande momento dell'Ana Atletica Feltre. Dopo le 2 vittorie nazionali conquistate in terra umbra con la staffetta e la junior Ilaria Fantinel, il club bellunese si è reso nuovamente protagonista, merito della compatta formazione maschile, cui è dato il titolo assoluto di società, frutto dei risultati ottenuti in tutte le categorie nell'arco delle 4 prove stagionali, e di Ilaria Fantinel, che ha sostanzialmente confermato lo splendido stato di forma, portando a casa anche il titolo regionale di cross categoria juniores. Innanzitutto, campionessa italiana, che ricordo ti porti di Gubbio? È un bellissimo ricordo e soprattutto perché è stata una gara un po' inaspettata, non mi aspettavo di poterla condurre così. Poi lo scenario, quindi anche il percorso era bellissimo, quindi è stato molto bello. Poi anche il gruppo dell'Atletica, Ana Atletica Feltre, è stato molto affiatato e avendo vinto la staffetta il giorno prima eravamo carichi. Poi sei arrivata qui alla festa del Cross Veneto, hai confermato la tua splendida forma. Com'è andata oggi? Era abbastanza duro come percorso, oltre che per la pioggia, anche per il fango. Non è un terreno molto adatto per me, però ho cercato comunque di dare il massimo delle mie possibilità. Stagione che è iniziata splendidamente, adesso per la pista cosa possiamo aspettarci da te? Spero di ottenere dei buoni risultati anche in pista e spero di continuare a divertirmi e gareggiare. Atletica Vicentina ha invece vinto il titolo assoluto femminile. Per i colori iberici la campionessa regionale senior è Gloria Tessaro, che nel finale ha staccato le dirette rivali al termine di una gara condotta da un compatto gruppo di testa. Eccola al traguardo con la campionessa regionale promesse Ilaria Bonetto. Una gara tosta perché il percorso ti mette alla prova muscolarmente con il fango dovuto alla pioggia di ieri, però bella insomma. Bisogna sapersi gestire bene proprio perché è fangosa e bisogna saper gestirsi. Sicuramente il fatto di essere stati in gruppo fin dall'inizio ha reso la gara sempre emozionante, perché fino all'ultimo non si sapeva chi sarebbe arrivato primo. E soddisfazione per il titolo sicuramente. Tra gli uomini, rimanendo fra i senior, Paolo Zanatta non ha avuto rivali. L'atleta delle Fiamme Oro, a circa metà gara, ha staccato Filippo Barizza, finito poi terzo, andando a guadagnare l'ennesimo titolo regionale. Fra le promesse, successo del moglianese Riccardo Donè. Ciao a tutti, sono molto contento di questo titolo regionale. Ci tenevo a farlo perché le campestre mi piacciono e è sempre un allenamento in più che ti aiuta per la stagione estiva, quindi potenziamento eccetera. Questo era anche un percorso fangoso, molto tecnico, tante curve, tanti cambi di direzione, quindi sono molto contento. Non ero mai venuto qui a Rossano, quindi ero contento di provare questo percorso. Sono contento che non abbia piovuto, però sono contento del fango perché, ripeto, mi piace il fango e comunque voto 9+ a Rossano. E se Paolo Zanatta nel fango si diverte ancora un mondo, il campione regionale cadetti non è da meno. Conosciamo Fabio Lodo, in campo per la rappresentativa di Rovigo. Cosa ti è piaciuto della gara di oggi? La cosa che mi piace di più è il fango. Il fango e le salite. È andata bene, sapevo che potevo vincere, però era molto difficile, quindi ho cercato di partire un po' più moderato per poi alla fine aumentare. Fra le cadette è Camilla Gianese della rappresentativa di Padova a laurearsi campionessa regionale. È stato un po' faticoso, ma ce l'abbiamo fatta tutte. È stato soprattutto nel pezzo delle curve molto faticoso, però la passione ha vinto. Le categorie cadetti e ragazzi hanno gareggiato per la prima volta suddivise per rappresentativa, dando vita alla prima edizione del trofeo delle province di cross. Sul gradino più alto del podio è salita Vicenza. L'idea di fare una rappresentativa anche di cross la ritengo una cosa giusta anche per quanto riguarda il mondo dei mezzofondisti, che giustamente durante il periodo invernale si dedicano al cross, e quindi è giusto anche dar loro un risalto a livello di rappresentativa. Parlo sempre giovanile perché ovviamente
teniamo conto sempre dei ragazzi e dei cadetti, quindi solamente a livello giovanile. Rimanendo nel settore rappresentative, categoria ragazzi, 2 bellunesi si sono messi in mostra. Si tratta di Camilla Comina e di Thomas Serafini. Sono partita abbastanza veloce e dopo sono sempre stata dietro alla prima e alla fine ho allungato e sono riuscita ad arrivare prima. Com'è stato il terreno di gara? Era un po' scivoloso sulle curve, ma il resto era buono. Rispetto all'altra gara era molto più difficile questa, quindi non è stato facile. È stata una gara dura perché non pensavo, sono partito non benissimo. Poi più andavo avanti più prendevo coraggio. Fra gli junior, Massimo Guerra di Atletica Vicentina è il campione regionale. Per lui una stagione in progressione dai grandi obiettivi. Il 2016 è iniziato un po' maluccio, cioè bene sempre, però tipo meno rispetto ad adesso. Sono andato in progressione e sono venuto in forma più o meno in questo periodo. Senti, per questa stagione quali sono i tuoi obiettivi? I miei obiettivi erano far bene la gara a Gubbio agli italiani e sono uscito bene arrivando 12esimo. E adesso vediamo di fare una buona stagione in pista, sperando di fare anche lì buoni risultati. Che sarebbero? Arrivare bene nei primi 8 in Italia o i primi 10 va benissimo, per me è un buon risultato. Fra gli allievi al primo posto ecco Riccardo Barion, mentre fra le allieve Nicole Marsura. Sentiamo in successione le loro parole al termine della gara. Sono partito e sono sempre rimasto col gruppo di testa e alla fine il secondo ha fatto un allungo e per fortuna sono riuscito a stare dietro e abbiamo distaccato gli altri componenti del gruppo di testa. Poi mi sentivo bene, ho provato ad allungare, però il secondo continuava a starmi dietro e alla fine sono riuscito a vincere con una bella volata. È stata faticosa perché comunque avevo una compagna davvero forte, però per fortuna alla fine sono riuscita ad andare via e è andata bene. Senti, la stagione com'è partita quest'anno? Raccontaci un po' come sono andati questi cross. Beh, i cross direi regionali bene, poi ho fatto Gubbio, ho avuto qualche problema, quindi non mi sono ritirata perché comunque odio il fatto di ritirarmi, sono riuscita ad arrivare, però è andata male. La festa del Cross 2016 di Rossano Veneto ha messo in luce la capacità organizzativa dell'Atletica Nevi, società che conta 150 tesserati. Il nostro fiore all'occhiello rimane comunque per il momento ancora il Trofeo Zanon, gara su pista che viene fatta a settembre, una gara di livello nazionale. Lì esprimiamo il nostro top sicuramente, sia come atleti gara che come organizzazione. Questa della festa del Cross è la prima edizione che organizziamo noi, è la seconda edizione del Nevi Cross Country e siamo stati molto fieri che il comitato regionale ci aveva proposto di organizzare già alla seconda edizione la festa del cross. Come vedete lo scenario è bellissimo, il percorso è stupendo, l'unico inghippo è stato il tempo, però la risposta da parte degli atleti mi sembra molto positiva.